Bella a tutti ragazzi, ben arrivati in un nuovo video. Mercato, Batman Napoletano. Va giù in questo video, nuovo episodio di calciomercato. Come vedete stanno uscendo sempre qualche video di calciomercato. Stanno uscendo sempre qualche video su calciomercato perché, come vi dico sempre nei precedenti video, essendo che in pratica stiamo arrivando sempre a gennaio, mancano sempre pochi giorni a gennaio, quindi diciamo, vi sto portando dei video giornalieri riguardo al calciomercato. Ovviamente va giù dal 3 più o meno dal 2-3 febbraio uscirà pochissimi video riguardanti il calciomercato perché ovviamente siamo fuori calciomercato, stiamo più che altro in Coppa Campionati, siamo in campionato in corso, quindi usciranno pochi, usciranno maggiormente a fine maggio, metà maggio, fine maggio, inizio giugno fino a prima settembre, più o meno. Vabbè, io direi di iniziare. Allora, arrivano aggiornamenti su Tati Castellanos, dell'attaccante della Lazio. Se vi ricordate, stamattina io vi ho parlato di un possibile acquisto del Flamengo che vuole Tati Castellanos già a gennaio per 25 milioni di euro. Ha già fatto l'offerta, però verso le 2, 2 e mezza del pomeriggio c'è stata una nuova call tra il direttore sportivo della Lazio e i dirigenti del Flamengo per diciamo, parlare dell'acquisto. E la Lazio ha deciso di rifiutare l'offerta e vuole circa 10 milioni di euro in più riguardo l'acquisto di Castellanos, cioè scusate, riguardo la cessione di di Castellanos, vuole 35 milioni di euro, infatti rifiuta l'offerta da 25. Poi, come altra notizia sul calciomercato, riguarda Mike Magnan. Milan, nuovi segnali per la riapertura per il rinnovo di Magnan. La trattativa per il prolungamento del portiere francese potrebbe entrare nel vivo durante il calciomercato invernale. Al via il 2 gennaio l'operazione resta complessa, ma filtra un primo spiraglio positivo. Il portiere francese si è detto disposto ad ascoltare le proposte della dirigenza rossonera per essere nel contratto. Però, ovviamente, ragazzi, se dovrebbero arrivare delle offerte al portiere, tra virgolette, irrifiutabili, che non si possono rifiutare, potrebbe pure accettare un trasferimento, ma la stessa cosa al Milan, se dovrebbero arrivare delle offerte importanti, non rifiuterebbe. Passiamo dall'altra sponda di Milano, lato Inter. Stefan De Vrij, vi assicuro al 100% che non rinnoverà con l'Inter. Però è da escludere la partenza a gennaio, cioè non è da escludere la sua partenza a gennaio, cioè che potrebbe essere ceduta a gennaio. Ricordiamo che no, De Vrij scade il contratto a giugno, se non sbaglio, a maggio a giugno, adesso non mi ricordo. Però l'Inter potrebbe pure rinnovare il contratto di 1,9 e mezzo al difensore centrale e poi venderlo direttamente in estate. Però, come vi ho detto prima, potrebbe, diciamo, la sua cessione potrebbe avvenire anche a gennaio. Poi, una notizia riguardo alla Fiorentina. Oliver Christensen è tornato alla Fiorentina dopo la fine del suo prestito allo Sturm Graz. Diciamo che questa qui non era proprio una notizia di calciomercato. Rimaniamo sempre a nato Inter. L'Inter vuole acquistare Palestra, Marco Palestra dell'Atalanta, che adesso è in prestito al Cagliari. L'Atalanta chiede 40 milioni per cederlo. Nelle prossime ore arriveranno molti aggiornamenti su Palestra, su Inter Palestra. Poi ora vi do due notizie sulle due squadre inglesi e poi direi di chiudere questo col video. Partiamo dalla prima. Allora,
il Chelsea, la priorità del Chelsea nella finestra di mercato di gennaio è quella di cedere alcuni giocatori. Tra questi giocatori ci sono Sterling, George e Diassi. Vuole cederli tutti a titolo definitivo perché diciamo ha finito gli slot per il prestito. Ah, prima che mi dimentico, um, prima di chiudere, di passare all'ultima notizia, um, che il Bayern Monaco firma il rinnovo con Musiala fino al 2030 e anche con Joshua Kimmich e con Alfonso Davis. Con Joshua Kimmich firma un contratto fino al 2029. Vabbè, allora passiamo all'ultima notizia riguardante il Manchester United. Se vedete che guardo di là è perché sto vedendo tutte le notizie segnate. Manchester United sta seguendo con attenzione la situazione di James Garner, calciatore dell'Everton, che, che il Manchester United vuole questo centrocampista perché è un centrocampista fortissimo e se non gli verrà rinnovato il contratto dall'Everton, il Manchester United potrebbe prenderlo a parametro zero a fine stagione. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!